Per la valutazione annuale dei direttori generali delle ULS, il Consiglio regionale del Veneto ha introdotto un nuovo parametro, la percentuale di strutture che praticano l'interruzione volontaria di gravidanza, IVG, rapportata al totale delle strutture con reparti di ostetricia e ginecologia. L'obiettivo è che tale percentuale non sia mai inferiore alla media nazionale. Erika Baldin, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, ha sottolineato di aver proposto un anno fa che la tutela del diritto delle donne all'IVG fosse collegata alla valutazione dei direttori generali delle ULS. L'obiezione di coscienza dei medici è un diritto tutelato dalla legge, ma è compito delle ULS organizzare il personale in modo che il servizio sia garantito in tutte le strutture. Baldin ha espresso dispiacere per il rifiuto della sua proposta l'anno scorso, ma si è felicitata per l'introduzione del parametro della legge 194, sottolineando che il suo suggerimento avrebbe potuto risparmiare tempo e garantire meglio i diritti delle donne se fosse stato ascoltato in precedenza.